Sì, perché è il posso stringere la mano? Stringa, Moana, che noi ci sta stringendo qualcos'altro. Se vuole stringo anch'io. Signori passeggeri, è il vostro capitano che vi parla. Questo è il volo 1717 della Gloria. Stiamo volando in direzione Creta. Abbiamo appena raggiunto l'altezza stabilita. Siamo a 5.000 metri di altitudine, almeno credo. Potrete slacciare le cinture di sicurezza e muovervi liberamente, però per cortesia rimanete all'interno dell'aereo. Il tempo, per fortuna, è buono. L'arrivo previsto è fra 2 ore circa, sempre che ci arriviamo. Signore e signori, mi scuso se poco fa vi ho fatto preoccupare, ma mentre parlavo la hostess mi ha fatto cadere sui pantaloni una tazza di caffè bollente che mi ha ustionato. Dovreste vedere come si è ridotto il davanti dei miei pantaloni. Comunque, fra pochi istanti vi verrà fornito un pranzo. Buon appetito. Per il vomito sono previsti sacchetti appositi. Se non li trovaste, siete pregati di vomitare addosso al passeggero che avete accanto. A bordo non sono previsti stracci per pulirlo, dovrete arrangiarvi. Buon volo. Che meraviglia un aereo qui, guardate. Ecco la pappa, ragazzi! Allora, la nostra compagnia aviaria vi mette a disposizione ben 3 menù a vostra insindacabile scelta. E voi potete scegliere come volete. Ora ve li elenco. Allora, menù numero 1. Busole à bonifacio d'alpacca, salti in bocca all'armata e come dessert un bel soufflot banana. Quanto mi piace la banana? Menù numero 2. Un carpaccio di salmone, arragò con busole da cuce. E come dessert un potorcino alla profiterole. Il terzo menù, trattasi di antipasto pastel di sticcarpione, un bel pranzo alla testa e per finire come dessert il marron giassà. Sa che il barone già sapete Come vino, tutti i vini, un assaggio di tutti i vini italiani, tutti i suoni italiani. Allora io direi che comincio a chiedere al signore, alla signora. Amica ha scelto uno di questi 3 menù. Guarda che la fiora la storia di Baron Giassà, guarda, mi si è aperto un mondo. E avere il menù lì come Baron Giassà, perché a me mi piace, ne vado io. Allora il menù numero 1 per il signore, ecco lei. Adesso lo fermo subito.
Senta Capassino. E signora invece? Allora, signorina prego, puntualizziamo. Signorina prego. Signorina prego, lei scommetto che i salti in bocca alla romana non se li fa la sorpresa. Ma guardi, ma lei non ha il pensiero, dica, glielo dico, che non siete nessuno. Sa, sì, la cosa, dica, ma tutto ciò che mi salta in bocca mi piace. Sono
abbiamo il funzionamento pilota automatico, abbiamo il pilota automatico, il sistema di atterraggio automatico e il sistema di pilota automatico. È sempre meglio essere presenti, se vuoi non si sa mai cosa può succedere. Ma mi scusi, no, di solito poi io una domanda. A lei non dovrebbe essere a casa sua con la pensione di validità al 100%? Ma brava! Questa è un'osservazione corretta e gentile, signore. Il problema è che sostengono che il mio difetto sia di natura psicologica. Non ho diritto ad invalidità. Sarà psicologico, quelli troppo detto da una Per alimentare la vostra attesa, vi racconterò
Saresti un disastro, Ma guarda. Mi piacerà la giaccaretta. Ma non piaciuto tanto bene. Ma guarda che a me, voi è piaciuto che ci va? Ma poi che no. Ma no, mi sono picchiato. È un disastro. Signori passeggeri, è il vostro capitano che vi parla. Stiamo invertendo la rotta. Per un leggero disguido tecnico, l'aereo stava puntando a Polo Nord. Comunque, ora è tutto sotto controllo. Signori passeggeri, fate silenzio, è il vostro capitano che vi parla. Abbiamo effettuato la manovra di correzione rotta. Ora stiamo volando verso sud, almeno credo. Il capitano vi augura un buon volo. Sarà 8 però. Serve non la lingua, no? Sa che mi tradurre comunque. Abbiamo una guidina che porta sfiga. A casa sarà mia luna. Ah, ce l'ha perché ero con me. Sì, ma non quella che vuole. Ora vedi che discoteca che fa un pipistrano. E a mia, ma che ti dica, ti porta a mano, Ma insomma, signora, ma mi scusi, ma non è mica l'abito che fa il monaco, eh? Non è l'abito che fa il modo, però porta lui lo stesso. Ma te che anche mia gallinega porta proprio sfiga. Io ho a che fare con le sa... Con le salsicce, i salmoni e i salmi gregoriani. Ma se accetta adesso i salsicci, i salmoni, i salmi gregoriani. Cosa c'entra? C'entrano, tutto c'entra. A dirla tutta, io ho a che fare con le salme. E vabbè, basta, diciamolo pure che il mio commendatore è un grosso impresario di pompe funebre. Sì. E comunque siamo su questo volo perché stiamo portando una salma molto in vista sull'isola. ma stanno soldi in vista. Ma che me la volevo? Bella, ma no, che non può essere qua fra noi, siamo una salma, mi scusi. È sotto i servagani. Oh Mario, ricordati quando tu mi bene, dal punto non avevi magari che avevi noi, all'epoca stesso siamo un cadavere. Ma tu puoi vendere mia roba, con tutti i voli che realizzarono, proprio così. Signora, l'aereo vale là. Ah no, sì, ho capito perché adesso io ho palesimamente. Con quel titolo qua lì, ti lega il gatto e gattino, va bene, una buona situazione. Ma se cacca di nuovo Se prendono transito l'aereo, perché qui quando c'è il problema... Dare conseguenze del caso, Sentite un po', quindi.
pensa che una volta una macchiusina, si compra, che la prendevano comprare in tasca e si non fai, mi dimentica molti. Anche la risposta non mi dimentica che la butta al cimitero. Signora, le faccio presente che io non sono un beccamorto, sono l'impresario del Montefuori, che è un'altra cosa. Molto grande. Adesso è una roba molto importante. Perché stanno pompe funebri? La spieghetto! Il compito da superiore al San Pollense una bucca si diceva quindi di Don Dalpè a Saccadini sì, la scriveva c'è quella che sapeva entrare per canale no una volta ascolta una volta arrivò a Cadavere che era sul Pollense che non mi arriva e non mi ha detto più avanti mi vede comunque parlando fino a perché a me era una roba di allora la Sì, la Tonia, ma una volta la che devi funzionare la... Lo vuoi che un disco sa chi una volta le dà un funerale? Ma che non lo fai? ma che non c'è Savara Daremo freschi noi presenti di Montefuori per il funerale senza la fare. Il funerale chi che non veramente la e no, ma erano la mamma che erano la Sanna. La Salima Anselma. la Savara Sì, la Sanna Anselma. No, anche erano la mamma che era Sanna Anselma. Esatto. No, che era no. Era parente da Roma. Ma la Sama del Sema che era nonna parte del Sema. La mamma non sa una cosa. No. Quindi, sono arrivato uno di cui che erano la mamma da Sanna. Che era nonna parte del Sema del Sema. La Sanna Anselma. La Madonna. Allora. E arriviamo tutti. Arriva dunque che la Santa del Sena era la donna del Benedetto. Benedetto. Ma non vuole nulla. Allora, Benedetto. Benedetto. Era l'uomo da Sama del Sema. Come dico? Che era un funerale che arriva tutti. Sì. Quanti saranno stati? Ma no, no, un po'. Ma sì, so che erano. no, quella notte generale Ah, non so se ne Comunque nella Sama del Sema che era Benedetto che era allora, era i premi, ha detto triste. Comunque, sì, fammi sai. ma che bella Era sicuramente. secondo me era un canalato. sì, quello lo fanno più sì. Va bene.
Sì, che poi che presto il grano. Ma chi l'ha? Ah, lui. No, sì, presto il grano. Almeno. E allora Gustavo. E perché ma io sono giovane. Che no, per la live, adesso per la live, perché che la fila, gli occhi che erano in fila, dietro di fila per aspettare il fiore. No, se no penso dai fila alla pubblica. Ma avete capito questi uomini, insomma, mamma mia. Ma di classico. Mamma mia. Signore e signori, è il vostro comandante che vi parla. Smettetela di dire cazzate e state seduti. Al momento abbiamo un vento molto forte in gola. Stiamo attraversando una zona di turbolenza, per questo il volo sarà un po' traballante. È in atto un temporale. Non spaventatevi dei fulmini, solitamente non colpiscono mai l'aereo. Se tuttavia questo avvenisse, vi consigliamo una preghiera molto breve, perché non fareste in tempo a terminarne una più lunga. Comunque non serve a nulla aggrapparsi così forte ai sedili, tanto nel caso cadranno anche loro. Mi sa che la gamba è un prosciutto, questo è il Giappone. Le dico. Gustavo, ma te se no saresti mai fatto stamento? No, Martina, non è possibile. Perché non è così? Ma perché te lo dico, quindi che tu resti. La ferma, Semplicemente tutto scritto. Ma ti danno tra una turbolenza e l'altra, Sì, sta tranquillo, niente testamento. Oh, no. Siamo sicurissimi, anzi vi dirò un'altra cosa, quando sono arrivati a Roma vi lascerò al diploma. Che diploma? Diploma lei? Il diploma dei sopravvissuti, logicamente. Lo potete appiccicare nelle pareti della vostra camera da letto, in cucina, nel bagno, e ci fate un po' di pubblicità. Ora io guardate cosa faccio, sono qui con questo duty free. Sapete che cos'è il duty free? Sempre. Me duty free sono Potete comprare tutto quello che ho qua nel mio portagiornali. Esentasse, guardate, o almeno chi dell'orrore.
Io capisci no? Che capita su niente alle sera? No, secondo me. Non legge la barca, va. No. Cazzetta, da me vuole città in bagno. Ecco un po' più comunque, se sei una rosa, al ritorno, è perché c'è come la barca di mica. Ma che barca? Per cominciare, pagare il biglietto e andare per ritorno. E in secondo luogo, se più con la barca, e arrivo lì in Italia, se te non pensi a te, non da dentro. Non è che non da dentro. E tu stai andando? Sono andato alla Malpensa, dall'altra parte, non da dentro. Che aeroporti Malpensa? Andate dall'altra parte del Peschettino, è terminale. Ma su ma più che perché arrivano. Arriva. Adesso arriva una destinazione. Questo coso Questo coso qua, ma che lo chiamate? Ma si chiama no cosa? No, magari Si chiama aeroplano. E ricordiamo che questo aeroplano è stato volato da Francesco Baracca prima di essere fucilato con una sparata nel giugno del 1918 e quello era l'anno del pescato. Ma no, l'aereo! la scattiva baracca. Leggo qui nel giornale dell'epoca che nel 1930 l'hanno rimesso in servizio. L'aeroplano, Sembra l'aereo. ma guarda che sarà morto, già chiuso la pista, sparato. poverino. Comunque, Hanno sparato. vari creature a seconda mano, qua fino a ferro, a traccioli, la Ryan no, ma Baracca per il famoso aviatore. E poi vola vantaggioso nei nostri cieli di tutto il mondo, come potete benissimo vedere. Cieco ma fortunato. Ah sì? Certo. Perché sei fortunato? Perché e se dovesse capitare un incidente, guarderà una macchina in faccia. Però la sorella diciamo più là, in mezzo alla detinenza. Quella basta la samba, quella che niente. E neanche la samba del seno. Signore e signori, è il vostro comandante che vi parla. Allacciate le cinture di sicurezza perché stiamo iniziando la manovra di atterraggio. Sono sicuro che la perdita del motore destro non sia passata inosservata. Ma questo motorino! Da quel poco che funziona la radio ho saputo che è caduto in testa ad un pescatore di cozze. Niente fatto. Viaggeremo più leggeri e arriveremo prima a terra. Siccome su questo aereo non esistono i televisori per poter vedere film o rendere conti in diretta dei parametri di velocità e altezza del velivolo, perché ce li hanno fregati i passeggeri precedenti, invito la hostess, che è qua con me in cabina, a farvi la radiocronaca dell'atterraggio. La partita adesso. Signore e signori, è Carolina, la vostra hostess che vi parla. Vi informeremo in diretta dello stato del volo minuto per minuto. Tutto il calcio via. Siamo a 500 metri di altezza e siamo in vista, escluso il capitano logicamente, della pista di atterraggio. Contiamo di esserci fra pochissimi minuti. In questo momento abbassiamo il carrello. Scusi comandante, ma perché il carrello non scende? Perché il carrello non scende? Tieni quella manovella un po' arrugginita. Ha solo bisogno di un po' d'olio. Prenda il pentolino e gli dia una bella spalmata. Va meglio? Ma la manovella l'ho girata, ma non so se il carrello è sceso. Non importa, vuol dire che atterreremo sulla pancia. Continua.
schiena contro il muro dell'aeroporto. Quando il fumo dei pneumatici si sarà sollevato e i campanelli di allarme saranno stati spenti, verranno aperte le porte e potrete attraversare i rottami e raggiungere il terminal. Il capitano Volavassi vi ringrazia di aver volato con l'aviaria. Grazie a tutti, siamo riusciti ad atterrare, finalmente siamo riusciti ad atterrare. Vi ricordo che il ricavato delle offerte che abbiamo raccolto questa sera sarà destinato alla scuola secondaria di primo grado, una volta si chiamava scuola media, adesso è un po' complicato il termine, per l'acquisto di materiale didattico. E adesso vado a presentare un po' gli attori che vi hanno divertito. Allora, nella parte di Gustavo Elena Sbarchiero, un nuovo ingresso e spero che sia l'inizio di una partecipazione, di una collaborazione lunga, il giovane Riccardo Strada nella parte disciplina. Più prorompente, con turbante che mai, Pamela Zanellato Moana. Questa sera è un po' inquietante, però è sempre molto simpatico e presenta il gioco. Il nostro Damiano Zoli, una delle marcatrici e la regista insieme ad altri di questa commedia, la nostra ostessa Claudia Petrocola. Questo è un nuovo ingresso, molto gradito, con lei speriamo di andare avanti, come ho detto precedentemente con Riccardo, nel collaborare, nel fare cose insieme. Il capitano Volavassi, Daniele Bellotti. Una moglie così la vorrebbero tutti, la Mario Donato Scuri. Il nostro suggeritore Francesco Strada. E Marta Bocellina. Grazie. Il suggeritore dell'abbiamo detto Francesco Strada, un ringraziamento speciale ai tecnici audio Carlo Di Giorgi e Nanni Estolini. Grazie ancora all'amministrazione comunale, alla Proloco, a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dello spettacolo, al custode della scuola dell'Irofano, al Quality Center per la collaborazione e al nostro Giorgio Sisti per le riprese, e anche il figlio che era presente là con Francesco con macchina fotografica e quant'altro. A Marta l'abbiamo già citato prima. Grazie ancora a tutti quanti, speriamo di rivedervi l'anno prossimo più numerosi e più